la Sicilia patrimonio dell'UNESCO ad Agrigento al Tempio di Giugno. E come riportano qua i manifesti che abbiamo voluto portare, siamo qui per la nostra dignità contro ogni tipo di precarietà. Sono Vivian Infantino, lavoro al Museo regionale Pietro Griffo di Agrigento e sono qua insieme ai colleghi che lavorano al Parco della Valle dei Templi e ai colleghi che lavorano di Pisa di Casteltermine, all'Antiquarium. È da circa un anno che il governo regionale Musumeci è stato sensibilizzato da tutte le organizzazioni sindacali e dai lavoratori affinché trovasse una soluzione alla problematica ASU dei beni culturali. Si tratta di una platea di 280 lavoratori che nel 2020 sono transitati tramite una sentenza della Corte Costituzionale direttamente presso il Dipartimento dei Beni Culturali. Quindi ricade presso l'ente dei beni culturali l'incombenza del percorso di stabilizzazione attraverso dei piani di fuoriuscita. Noi qua oggi siamo per chiedere un'integrazione oraria nelle more della stabilizzazione. A livello regionale è la prima volta che stiamo scioperando proprio davanti ai siti dove lavoriamo. Abbiamo sensibilizzato molte volte sia i direttori sia la regione per quanto riguarda avere un'integrazione oraria, ma purtroppo senza risposte. Gli atteggiamenti sono stati sempre positivi da parte anche dei beni culturali, però i risultati ad oggi non ci sono.